È iniziata la giornata del farmaco, carità in opera contro la povertà sanitaria, recita lo slogan. Si tratta di una raccolta di farmaci che vengono utilizzati poi successivamente dalle enti assistenziali che utilizzano questi farmaci per le persone che hanno più necessità e che si trovano in povertà. La crisi economica innescata da quella sanitaria ha reso povere tante persone e spinto in una condizione di ulteriore marginalità chi era già povero. A libera scelta ognuno di noi può contribuire regalando comunque un farmaco a queste persone. La raccolta del farmaco durerà una settimana e sarà presente in tutte le farmacie che vi aderiscono fino a lunedì 15 febbraio. Possono acquistare i farmaci da banco, come per esempio degli spray antinfiammatori, delle compresse sciroppi, compresse multivitaminici, qualsiasi tipo di farmaco da banco. Come sempre, ai clienti delle farmacie sarà proposto di donare un medicinale per le realtà assistenziali che si prendono cura degli indigenti. Il valore sociale di questa iniziativa è molto importante perché praticamente il Banco Farmaceutico che ha sede a Milano assiste circa 1800 enti a livello Italia. Questo è un valore sociale. La gente risponde molto bene a tutti i livelli, vengono anche i bambini con le mamme a comprare un farmaco e questo è un valore sociale importantissimo perché si spiega il valore di far sì che anche la persona non abbiente possa accedere alle cure.